Buongiorno, buon inizio di settimana ai nostri telespettatori, benvenuti, nuovo appuntamento con la nostra rassegna stampa. Oggi lunedì 20 aprile il racconto dei quotidiani nazionali e regionali attraverso appunto la cronaca. Oggi insomma il racconto particolareggiato su quello che è successo al giovane di Favara ucciso durante una lite a Pavia. Era un giovane che è immigrato, che cercava lavoro, giovane siciliano, insomma adesso vedremo l'approfondimento nelle pagine, attraverso le pagine dei quotidiani. Poi insomma sempre la politica internazionale al centro del racconto, tutto quello che sta succedendo in Medio Oriente e tutte le ripercussioni dal punto di vista economico. Ogni giorno ne scopriamo una nuova ovviamente, e la crisi ovviamente investe anche i nostri mercati. Poi tanto sport anche oggi, perché insomma il lunedì giornata insomma dedicata al riassunto, diciamo al punto sui campionati di calcio. Il Catania che ieri ha pareggiato, il Palermo invece che punta ancora, crede ancora nella Serie A. Allora cominciamo la lettura dei nostri quotidiani con i quotidiani nazionali. Partiamo dai titoli del Corriere della Sera, della prima pagina. Oggi tra l'altro insomma tiene banco una notizia che riguarda lo stretto di Hormuz, una nave iraniana colpita dagli Stati Uniti. Insomma questa è la notizia che in queste ore, per aver forzato il blocco, questa è la notizia che in queste ore sta agitando ancora le diplomazie internazionali. Quindi titolo principale, titolo d'apertura del Corriere della Sera di oggi: braccio di ferro Trump, Iran, il tycoon dice a Teheran, adesso trattate, trova dall'altro lato un muro. Nel frattempo l'America sequestra una nave iraniana, proprio per quello che dicevamo prima, ha forzato lo stretto di Hormuz. C'è una intervista all'interno del Corriere al ministro della difesa Guido Crosetto. A Hormuz con l'ONU, ma il Parlamento dica sì anche senza il suo ok, perché appunto l'Iran, secondo i ragionamenti del ministro Crosetto, ha capito che questa guerra non può vincerla sul suo territorio e ha allargato appunto al resto del mondo, quindi colpendo anche le economie, coinvolgendo anche gli altri paesi. La trattativa è complicata, noi, dice il ministro della difesa italiano, siamo pronti a partire, ma serve una tregua, il Parlamento dica sì anche senza l'egida dell'ONU, e Trump dice critiche all'Italia sono ingenerose. Sempre dal punto di vista della politica internazionale, si sono concluse le elezioni in Bulgaria, ha vinto Radiev, un premier filorusso, ex militare, pilota di MiG, e quindi la Bulgaria, diciamo, guarda ancora verso il modello Putin. C'è stato ieri anche, sempre per quanto riguarda la politica internazionale, un avvicinamento, le parole di avvicinamento di J.D. Vance, vicepresidente degli Stati Uniti, dopo le parole durissime di Trump nei confronti del Papa. C'è stato un avvicinamento al Vaticano, dice Vance, diciamo, le parole diciamo, di Vance sono state di vicinanza appunto al Papa, anche se, secondo appunto il punto di vista di Vance, la situazione è molto complicata e difficile da decifrare, quindi ha cercato di distendere i toni tra Stati Uniti e Vaticano. Andiamo alle altre notizie, la cronaca, una notizia che riguarda l'Italia, una notizia nazionale: scontro nel parcheggio a Pavia con un gruppo di giovani che poi fuggono. A Lampeggio un giovane 25enne di Favara che si chiamava Gabriele Vaccaro, lavorava alle poste, è stato ucciso, pensate, con un colpo di cacciavite. E questa è la foto di questo ragazzo, vittima appunto di questa aggressione. E poi negli Stati Uniti, orrore, 8 bimbi morti in una sparatoria, una lite familiare. Strage di bimbi in Louisiana durante una sparatoria a Shreveport, vicino al confine col Texas, 8 vittime, il più piccolo 15 mesi, il più grande 14 anni. La lite sembra all'interno di 2 nuclei familiari, l'assassino in fuga con un'auto rubata è poi stato rintracciato e ucciso dalla polizia. Questo è il Corriere della Sera. Andiamo a vedere la Repubblica, eccolo qua, battaglia su Hormuz, molto chiaro il titolo del quotidiano.
Gli Stati Uniti assaltano e sequestrano un mercantile iraniano, forzava il blocco navale sullo stretto. Trump manda J.D. Vance a Islamabad per i negoziati con Teheran che dovrebbero ricominciare, ma l'Iran ha negato insomma la sua presenza, appunto lo vedete anche dai titoli, noi non ci saremo. Vedete in famiglia in Louisiana, abbiamo letto poco fa sul Corriere della Sera, e poi questo robot umanoide che ha corso la maratona, la mezza maratona, con un punteggio, con un tempo anche record, insomma 21 km, la mezza maratona appunto, in poco più di 50 minuti, è disumano, come dice e come titola la Repubblica oggi. Queste le notizie principali sulla prima pagina del quotidiano Repubblica. Andiamo sulla Stampa. Stati Uniti-Iran, il giorno più lungo, perché Trump annuncia nuovi colloqui e minaccia: accordo o distruggo tutto. Teheran lo gela, quindi qui su queste notizie ci sono tanti commenti, ecco, sul quotidiano La Stampa. Già sulla prima pagina possiamo vedere un po' di notizie: il grande stallo che blocca lo stretto, questo è il negoziato, i massacri in Libano e la medaglia di Bibi, e qui è il rapporto con Israele, il rapporto Trump-Netanyahu, e poi la vicinanza adesso di Meloni a Macron dopo le parole durissime di Donald Trump nei confronti del Presidente del Consiglio italiano. Quindi il legame, che in qualche modo il legame filo-statunitense che si è rotto, e insomma tutto il racconto della politica internazionale, come sempre molto dettagliato, in maniera specifica, lo troviamo nelle pagine della Stampa, che devo dire su questi temi ha degli approfondimenti davvero veramente ficcanti. Poi andiamo a vedere un po' di notizie, di approfondimenti in pagina. Allora, la questione che riguarda il petrolio. Questa la prendiamo dal Corriere della Sera. L'incognita dei mercati, sciopero di tir contro il caro diesel, il denaro per i barili di Mosca e per la guerra, dice Kiev, i rincari negli alimenti trasportati su gomma, quindi ogni dollaro, dice il Corriere nell'attacco del pezzo di oggi, ogni dollaro speso per il petrolio russo è denaro per la guerra. Quindi in questo caso c'è un no secco di Zelensky dopo che gli Stati Uniti hanno prorogato al 16 maggio lo stop alle sanzioni sul petrolio russo. Però che cosa succede? C'è, e lo vediamo dall'articolo in pagina, sotto l'articolo che abbiamo appena letto, c'è un movimento, c'è un pensiero diffuso che probabilmente in questo periodo di crisi, con lo stretto di Hormuz chiuso, si potrebbe anche aprire al gas russo. Quindi Conte, Salvini e gli appelli per tornare al gas russo, quell'asse giallo-verde che agita le coalizioni, la linea comune dei leader e le divisioni degli alleati. Il gas russo che torna al centro delle politiche nazionali. E poi ancora, per quanto riguarda il caro voli, la tempesta perfetta nei cieli, scattano i tagli ai voli dell'estate. Guardate che cosa sta succedendo nei cieli di tutto il mondo. I prezzi del cherosene e il calo del traffico accelerano i piani di emergenza di 19 compagnie a maggio. KLM elimina 80 collegamenti. Lufthansa tiene a terra gli aerei che consumano di più. Questo è quello che sta accadendo per i jet fuel, il caro cherosene. Addirittura British Airways rinuncia alla rotta per Jeddah. Questo è analizzato anche dal punto di vista economico, non solo la paura, non solo le scelte economiche, ma anche dettagliatamente perdite che mettono a rischio i ricavi della prima parte dell'anno. Siamo qui su Repubblica, andiamo a vedere gli altri quotidiani. Il Messaggero, Iran, il giallo dei negoziati, nuovo scontro Teheran-Trump, questo l'abbiamo visto. Poi il bimbo affogato nella piscina, questo che è la fotonotizia in prima pagina del Messaggero, si riferisce proprio a questa notizia, l'accusa dei genitori, il bimbo affogato in piscina, mancava la grata, è stato risucchiato da una botola all'interno della piscina. Ci si interroga su come è stato possibile e si indaga ovviamente su questa vicenda tristissima. La missione nello stretto solo se c'è l'ok dell'ONU, questo lo dice Conte al Messaggero. E poi sull'energia, Meloni vola a Cipro, battaglia con l'Unione sugli ETS.
che sono appunto i crediti che, diciamo, internazionali, sul quale poi si discute anche sui ricavi. Andiamo a vedere velocemente anche altri quotidiani politici. La Bavaglia 5 Stelle, qui si cambia totalmente argomento sul Giornale diretto da Tommaso Cerno. Bavaglia 5 Stelle sulle frasi shock di Scarpinato, senatore del Movimento 5 Stelle, su Borsellino. I grillini accusano redazione unica, l'editore campagne di delegittimazione, e poi l'ex assistente della Salis si fa le foto sotto la nostra sede, anche questo visto come diciamo un gesto di sfida. Assalti anarchici, c'è un'unica regia da Roma a Milano, sale l'allerta, già in atto un conflitto ibrido nel nome di Cospito e di Hezbollah. Questo è il Giornale. Andiamo a vedere Libero. Non c'è niente da ridere, gli scontri a Milano sono ancora protagonisti della prima pagina del quotidiano. La foto avvertimento sotto la redazione di Libero dell'ex assistente della Salis, arrestato in passato per violenze, l'insulto, puzza di carogna. Eccola qua la foto di Tombolini, attivista di estrema sinistra, ex assistente dell'eurodeputata Ilaria Salis, da non confondere con la sindaca di Genova, che si chiama Silvia Salis. Il centrodestra litigano, questi tre già godono, è il titolo della Verità di oggi. A volte ritornano, almeno ci provano, e qui diciamo la prospettiva è sulla grande partita del Quirinale. In ballo le elezioni politiche, quindi manca un anno, poco meno di un anno, e qui c'è Conte interessato e protagonista del campo largo, ma al lato di Conte troviamo Prodi e Mario Monti, che potrebbero essere due nomi da spendere per la corsa alla presidenza della Repubblica. Vediamo il Fatto Quotidiano. La destra implode su Milano, Marina, gas russo e Di Foggia. Questi sono i temi su cui insomma in questo momento si litiga a destra. Sindaco di Milano, Marina Berlusconi, il gas russo, quindi come abbiamo visto le aperture di una parte di una parte del centrosinistra, anche del centrosinistra, c'è Salvini ma c'è anche Conte, e poi le nomine alle partecipate. Di Foggia è uno dei nomi che si fa per le partecipate dello Stato. Ancora l'ultimo quotidiano, e poi andiamo in pubblicità. In bilico i colloqui tra Stati Uniti e Iran, Trump intesa o li distruggeremo. Su queste parole c'entra l'apertura, il quotidiano Domani, che trovate appunto invece oggi in edicola. E poi il fondo che troviamo sull'editoriale, sulla prima pagina di Domani: Leone, il Papa lavora per la pace e così riunifica la Chiesa. Quindi diciamo di fatto l'azione del Papa, che in questo momento silenziosamente cerca di abbassare i toni e di trovare, come dire, una tregua almeno nelle diplomazie, per cercare di arrivare poi alla pace e alla fine dei conflitti. È la mission della Chiesa e il Papa lavora per questo. Ci fermiamo, piccola pausa, poi la cronaca regionale. Entriamo in diretta nella seconda parte della nostra rassegna stampa di oggi, lunedì 20 aprile. Adesso è il momento di sfogliare i quotidiani regionali. Partiamo con la prima pagina della Sicilia. Eccola qua. Stati Uniti-Iran, si tratta a Islamabad, Trump se non cedono sarà la fine, il titolo di apertura, il titolo principale del quotidiano La Sicilia. Poi troviamo a centropagina le notizie di cronaca che abbiamo visto anche sugli altri quotidiani. Una ci riguarda molto da vicino, seppur i fatti sono avvenuti a Pavia, ucciso da una coltellata il 25enne di Favara, forse un gesto scatenato dalla gelosia. Questa è la foto del parcheggio in cui è stato sferrato il colpo di cacciavite, in realtà non è proprio una coltellata. E poi gli Stati Uniti, la follia omicidi in Louisiana, spara e uccide 8 bambini. Sempre sul quotidiano, sulla prima pagina, all'interno della prima pagina del quotidiano La Sicilia, troviamo il report di Libera per il dissesto, e in Sicilia spesa la metà dei soldi, il report dell'Università del Sacro Cuore, mentre c'è un dibattito aperto sul dissalatore di Porto Empedocle. Diventerà fisso, vedremo, pronto il ricorso delle associazioni ambientaliste. Dicevo, vediamo la prima pagina di Palermo, perché c'è un report di Libera, eccolo qua.
questo facevo riferimento, Palermo Capitale del gioco d'azzardo spesi 4,5 miliardi e di fatto il senso è che la criminalità organizzata con le scommesse guadagna più che con la droga e sono addirittura meno rischiose. Sempre sulla prima pagina di Palermo, PNRR corsa contro il tempo per le case a misura di anziani, gli interventi per persone non autosufficienti con l'incognita di scadenze. Questa è la prima pagina di Palermo. Andiamo a vedere la prima pagina della Sicilia di Catania, eccola qua. Turismo, la tassa di soggiorno per finanzierà le presenze sportive, quindi c'è il turismo sportivo, quello legato alle società, agli eventi, diciamo tutto quello che gira attorno allo sport, e il comune stanzia 250.000 euro per incentivare i grandi appuntamenti. Questi potrebbero portare diciamo, linfa nuova nelle casse del comune di Catania. E poi tutti al mare, eccola qua la foto molto bella, scattata ieri, domenica di sole, con temperature che favorivano anche le prime gite al mare o comunque diciamo, la prima tintarella in spiaggia. Grazie alla domenica soleggiata infatti tutto il litorale è stato preso d'assalto. Poi tante notizie che troviamo in pagina, sottolineiamo soprattutto questa: a Catania si spara ancora, a Piazza Palestro è colpita la vetrina di un negozio, non è la prima volta che in città in questi giorni si spara, abbiamo annotato tanti eventi quasi come se fossero degli avvertimenti. Su questi episodi sta indagando ovviamente la questura di Catania. Andiamo a vedere un'altra notizia che riguarda un caso a Caltanissetta. Scoppia il caso Dall'Mastra in Sicilia, Meloni cacci Bruzzaniti dal partito, le carte che incastrano il padre del presidente del Consiglio di Caltanissetta, che si chiama Emanuele Bruzzaniti, che è proprio questo, insomma una vicenda diciamo, dai contorni più o meno simili a quelli di Dall'Mastro, insomma una vicinanza pericolosa. Infatti, come leggiamo dall'articolo, si tratta, al centro della vicenda c'è la EcoClean SRL, una società, eccola qua, l'EcoClean, una società che si occupa di servizi di pulizia. Nel 2023 la società partecipa ad alcuni bandi aperti sul MEPA del comune di Caltanissetta. Gianluca Bruzzaniti, nipote del boss di Caltanissetta, tutti lo sanno, ma è anche vero che non ha pendenze giudiziarie, ha sempre rigato dritto e per le sue parentele ha visto infrangersi il sogno lavorativo. Invece ora fa i conti con un provvedimento amministrativo che non lo fa stare tranquillo. Questa è la vicenda che arriva da Caltanissetta. In basso una notizia invece che è arrivata sempre da Caltanissetta, ma di un evaso dagli arresti domiciliari, fuggiasco che per 8 ore tiene un quartiere in trepidazione. È successo, evade da Ragusa ma si rifugia a Caltanissetta, voleva vendicare il ferimento del padre. Questa è la domanda insomma, che si fa in questo articolo il giornale. Angelo Miraglia stava scontando i domiciliari con condanna a 2 anni di reclusione per reati contro il patrimonio, ma sabato sera al controllo di routine delle forze dell'ordine è stato trovato in casa. Sono state diramate le note di ricerca, intorno alle 7 l'abitazione è stata individuata ed è cominciato il presidio della polizia in lontananza. Si sono sentiti poi alcuni colpi di arma da fuoco all'interno di quel punto isolato ed è stato creato un blocco, non sapendo le reali intenzioni dell'evaso armato e quante persone si trovavano all'interno dell'appartamento. Poi insomma è finito tutto per il verso giusto. Restano da chiarire però, come leggiamo dall'articolo, i motivi degli spari della mattinata e che progetti aveva di realizzare in città. L'evaso, figlio di Emanuele Miraglia, 58 anni, ferito di strisce al torace il 2 aprile a colpi di fucile da un vicino di casa, incontrata Iuculia. Il feritore era stato poi arrestato e si trovava ai domiciliari con il braccialetto elettronico. La polizia aveva riferito che Emanuele Miraglia si era introdotto armato di bastone in casa sua dopo avergli danneggiato l'auto e lui si era difeso. Adesso è da capire se appunto era una vendetta per il padre. Velocemente andiamo a vedere la prima pagina del giornale Sicilia. Ucciso con un cacciavite alla gola, la tragedia di Pavia. Gabriele ha trovato la morte nel paese dove si era trasferito per lavoro. 3 giovani sono stati portati in questura, uno è stato arrestato, proprio notizia dell'ultima ora. A Favara sarà lutto cittadino, commozione e cordoglio. Ultimo saluto invece oggi anche per Miriam, la ragazza di Santa Ninfa che aveva detto che si sarebbe laureata proprio il giorno della sua morte. In realtà poi insomma si è scoperto che
non frequentava neanche più l'università. Le notizie di cronaca internazionale, pressing di Trump per i nuovi negoziati, l'Iran non ci sta, troviamo anche i referti dell'ASP di Trapani, sui referti istologici arrivati in ritardo che hanno causato la morte di alcuni pazienti, ci sono 581 pagine nella relazione dei periti che ricostruisce esattamente protagonisti, responsabilità e la vicenda per intero. E al centro pagina lo sport, poi Giampalo e la difesa bunker, le carte del Palermo per il finale, quindi il Palermo che ancora crede nella Serie A e fa bene, essendo al quarto posto in classifica. Andiamo a vedere adesso invece la prima pagina della Gazzetta del Sud, anche qui la politica internazionale, il conflitto a centropagina in apertura, no al secondo round di colloqui, questo lo dice l'Iran agli Stati Uniti, progressi nei negoziati ma le richieste degli Stati Uniti sono giudicate eccessive. Prima via il blocco navale. Dicevamo le due tragedie che legano due giovanissimi, uno di Favara, originario di Favara, e uno del trapanese Sant'Anifa, Miriam e Gabriele. Miriam, la 23enne, trovata morta a Roma. Oggi lo straziante addio a Miriam, una tragedia che resta inspiegabile, lutto cittadino a Sant'Anifa, e poi invece Gabriele accoltellato in un parcheggio a Pavia, l'assurda morte di un giovane siciliano. Il caro carburante resta importante, resta notizia di apertura anche delle questioni delle vicende siciliane, perché è previsto tra oggi e domani, anzi tra domani e dopodomani, vertici a Roma, mobilitazione in tutta l'isola. Chi si lamenta di più in questo momento sono i pescatori e gli autotrasportatori che minacciano di bloccare lo stretto di Messina. E poi insomma tante notizie che trovate in pagina, vediamo se riesco a farvi vedere prima di chiudere qualche notizia che riguarda, eccola qua, lo vediamo, la notizia di Gabriele. Perché sottolineiamo questa notizia? Perché questo ragazzo, come tanti giovani siciliani, si era trasferito al nord per lavorare, lavoro a Pavia, in un parcheggio è stato colpito a collo con un cacciavite, in serata sono stati fermati i 3 giovani sospetti, ci sono uno di questi, un minorenne, sarebbe egiziano, gli amici hanno provato a soccorrerlo, ma addirittura si pensa forse che anche i soccorsi, diciamo il ricovero in ospedale probabilmente in ritardo, sia stato uno dei motivi, vedete, della morte. Tutto inutile, era stato colpito appunto, e qui vedete il parcheggio dove è stato colpito appunto questo ragazzo Gabriele, 25 anni, che è morto a Pavia. Il calcio, ieri ha giocato il Catania, c'era attesa per il ritorno di Toscano in panchina dopo la parentesi Viali. Catania, quanta fatica, solo un pari col Potenza, Ciccerelli salva il risultato, rossazzurri contro il Potenza vanno in svantaggio, poi recuperano, giocano meglio nel finale, ma il risultato resta in pareggio, 1-1 al Massimino. Quaini, che errore sul vantaggio ospite, alla fine il pubblico contesta, c'è anche un ferito in curva nord per un lancio di un petardo. E qui la cronaca della partita, a seguire invece le reazioni, il tecnico cosa dice? Ritorno e ottimismo, che lotta, restiamo tutti uniti, il Catania resta comunque al secondo posto in classifica, per la matematica manca un punto e una giornata al termine della regular season. La reazione, dice Toscano, dopo il gol subito la considero un segnale di maturità, il secondo posto è nostro, lo meritiamo e dobbiamo fare di tutto per tenercelo stretto. L'autore del gol, Ciccerelli, invece dice felice per il ritorno al gol, i fischi, dice, sono una questione momentanea, passeranno quando appunto evidentemente, penserà il giocatore, arriveranno anche risultati più incoraggianti. Arriveremo agli spareggi per la Serie B al 100% della condizione fisica e mentale, questa è la promessa del giocatore rosso-azzurro. Non va bene invece per le altre due siciliane, nello stesso giro del Catania, il Trapani per una serie di incroci, di punteggi, retrocede matematicamente in Serie D, ma è beffa perché insomma la squadra in campo ha conquistato 48 punti, sarebbe veramente a metà classifica, invece l'ultimo posto inesorabile con 23 punti sarebbe stata, pensate, proprio in questa parte della classifica, invece retrocede e dovrà ripartire dalla Serie B. Non va meglio per il Siracusa, che adesso aspetta di vedere cosa succederà la prossima settimana, l'ultima giornata di campionato, il Tetris della speranza. Per i play-out servono 3 risultati: battendo il Trapani salirebbe a 28 punti, potrebbe superare il Foggia a 27 in caso di sconfitta, con il Giuliano perdente a 36,
il distacco resterebbe a 8 punti, quindi insomma si dovranno fare i calcoli perché il meccanismo, diciamo, dei play-out di Serie C è un po' più complicato. Vedete le partite della prossima settimana e poi le date dei play-off. Le partite della prossima settimana che interessano le siciliane sono queste: derby Trapani-Siracusa, decisivo ormai solo per il Siracusa, mentre il Catania giocherà in esterna contro l'Atalanta Under 23. Si giocherà domenica, tutte alle 18. E su questa notizia noi chiudiamo la rassegna stampa di oggi. Vi ringraziamo per averci seguito, vi auguriamo un buon inizio di settimana a tutti.